Buonasera, ben trovati a Focus TG. È stato un momento di grande dolore e commozione il funerale del bambino di 5 mesi che è morto perché cullato troppo forte dalla mamma. Accompagnata dal suono delle campane, la minuscola bara bianca esce dalla chiesa di Mestrino. L'addio commosso al neonato di 5 mesi, morto dopo essere stato cullato troppo forte dalla sua mamma. Il freddo pungente sembra congelare il dolore di una famiglia. Amici e tanti compaesani li abbracciano e in silenzio accarezzano il feretro del piccolo. Gli occhi gonfi di lacrime del papà, lo sguardo perso della mamma. Durante la cerimonia hanno sempre fissato la piccola bara, adagiata sopra il feretro un cuore di roselline bianche. Difficile trovare le parole anche per il parroco. Don Sergio chiede di pregare per i due genitori. Il piccolo è stato un dono, come il bambinello del presepe ancora allestito nella chiesa di Mestrino. Un dono che ora è nelle mani di Dio, ha detto il sacerdote, un angelo in cielo che vi proteggerà sempre. Nella breve omelia il parroco ha ricordato che Dio è amore, non giudica mai, anzi comprende. Ho ricevuto tante telefonate di mamme che hanno espresso vicinanza e che hanno pregato per voi. Ho respirato comprensione, ha detto poi Don Sergio, rivolto ai genitori del piccolo. Alla vigilia dell'ultimo saluto al suo bambino, la mamma 29enne originaria del Bassanese è stata indagata dal pubblico ministero Roberto Piccione per omicidio preterintenzionale. Con questo nuovo reato rischia tra i 10 e i 18 anni di pena. Tuttavia si attende ancora l'esito dell'autopsia sul corpo del piccolo, che dovrà stabilire il grado di violenza con cui il bambino è stato scosso in quei momenti in cui, come dice l'avvocato della famiglia, la mamma ha avuto un blackout. Con la richiesta di giudizio immediato per l'ex sindaco Mirko Mestre si è aperto con la costituzione delle parti civili il maxi processo per le accuse di criminalità organizzata attorno ad Eraclea nel litorale veneziano. Sono in 76 alla sbarra con varie accuse. Ma voi sapete come compare il tuo avvocato? Era dai tempi di Felice Maniero e della Mala del Brenta che all'aula bunker di Mestre in via delle Messi non si vedeva un via vai simile di avvocati, decine tutti schierati per il processo di camorra più grave che il Veneto ricordi, come sfondo Eraclea e il litorale veneziano, 76 indagati dei quali ben 37 con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, ma il rosario dei capi di imputazione articolato dalla rapina allo spaccio di droga, estorsioni, traffico d'armi, illeciti fiscali. Nella prima giornata dell'udienza preliminare Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Interno, CGIL e Associazione Libera hanno chiesto di costituirsi parte civile, nessuna richiesta da enti locali come Regione o Area Metropolitana, né tantomeno dal Comune di Eraclea. Dopo l'appello di rito alle Costituzioni, alle 12.30 il rinvio da parte del GUP Andrea Battistuzzi, si andrà a oltranza dal 16 gennaio al 6 febbraio. Ogni posizione sarà attentamente vagliata. 20 giorni di sprint giudiziario anche per scongiurare lo scadere delle misure di custodia cautelare. Un sistema, quello di Eraclea, che secondo l'accusa ruotava attorno a quello che è stato definito il boss dei boss del litorale, Luciano Donadio. 50 le contestazioni a suo carico. Donadio si trova alla sbarra con i 2 figli. Abbiamo già fatto una scelta in linea di massima di andare al dibattimento, che è l'unica sede deputata dove verificare la consistenza e la sussistenza delle varie accuse particolarmente gravi, quindi quella è la sede deputata per fare le verifiche, cosa che quindi difficilmente si può fare in rito abbreviato, dove si va a discutere solo sul materiale che è stato acquisito dal pubblico ministero. Ha giocato d'anticipo la difesa dell'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre alla sbarra per voto di scambio. Per lui la richiesta è di giudizio immediato, mentre in aula bunker la contabilità in evoluzione sarebbero 2 al momento le richieste di patteggiamento, 17 di rito abbreviato. Di certo si preannuncia un dibattimento da record con una 50ina di imputati, molti da Eraclea e dintorni, tanti dal Casertano, e non mancano persone originarie e residenti tra Padovano e Trevigiano. Più della metà, viste le nuove normative, saranno in videoconferenza dai rispettivi carceri, novità che non piace all'avvocato di Donadio, che attualmente si trova in carcere a Nuoro. Cercheremo di ottenere anche un avvicinamento in modo da avere un contatto diretto. Già è penalizzante per la difesa pensare a un processo in videoconferenza, perché ovviamente non c'è quella contestualità che permette uno scambio continuo e diretto col proprio assistito. Se in più consideriamo che ogni volta dobbiamo approfondire qualche elemento difensivo, dobbiamo recarci a Nuoro, capirete che non è certamente semplice e non agevola una corretta linea difensiva.
Parlando della camorra sul litorale veneziano, il procuratore capo antimafia di Venezia Bruno Cherchi ha parlato di un fatto grave e importante, ha detto c'è ancora molto da fare nella regione. È un processo di rilievo importante, forse uno dei più importanti procedimenti penali che è stato fatto, che viene iniziato nel Veneto contro la criminalità organizzata, che sia una via di non ritorno, lo speriamo. È più di una speranza quella che arriva dal procuratore distrettuale antimafia Bruno Cherchi, che il 19 febbraio scorso coordinò l'operazione congiunta di polizia e Fiamme Gialle contro la camorra sul litorale veneziano, sequenze di un blitz scattato all'alba e che ha modificato per sempre la geografia criminale a nord-est. Eraclea oggi rischia di essere il primo comune veneto sciolto per mafia e a decidere sulle sue sorti è in queste settimane il Viminale. In ballo per Cherchi c'è l'essenza stessa della democrazia. È un segnale importante ed è un segnale grave, è un segnale importante perché lo Stato, nell'espressione del prefetto, ha preso atto e ha sostenuto nella sua proposta al Ministro questa situazione. È un fatto però anche grave perché per la prima volta in Veneto e mi pare nel nord-est in generale viene proposto lo scioglimento di un consiglio comunale, quindi di un organo prima espressione dell'attività democratica in un paese per infiltrazione di criminalità organizzata. Questo è un fatto che secondo me dovrebbe preoccupare tutti coloro che hanno a cuore le istituzioni democratiche del nostro paese. Ma per preservare le istituzioni servono tribunali che lavorino a pieno regime, da qui l'allarme. E qui nel Veneto è particolarmente preoccupante l'assenza di magistrati, non riusciamo ad avere l'organico, neppure l'organico come dire, che non è sufficiente, ma neppure quello riusciamo ad averlo completo, per non parlare del personale di segreteria. È un problema che non spetta a me risolvere, io posso in continuazione sollevarlo, diventando anche noioso per questo. E non c'è solo Eraclea, se nelle prossime ore a Verona prenderà il via il processo contro la cosca Multari, il 23 gennaio si aprirà sempre in aula bunker a Mestre anche il maxi processo contro l''ndrangheta dopo l'operazione Camaleonte in 53 alla Sbarra, un altro colpo alla criminalità organizzata a nord-est, ma la strada è ancora lunga. Qualcosa quindi necessariamente si è smosso, diciamo che siamo ai primi passi. La crisi regionale in Asia centro-orientale preoccupa poi anche tutto il mondo occidentale. Il capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentini ha inviato oggi una nota ai direttori e ai comandanti degli istituti penitenziari per elevare il livello di allerta e di sensibilità nei confronti di un possibile innalzamento della minaccia terroristica. L'iniziativa è stata presa in considerazione dell'attuario scenario internazionale, come dicevamo prima, e della recente crisi dei rapporti tra Stati Uniti e Iran a seguito dell'uccisione del generale Soleimani. E c'è da dire che probabilmente il punto di maggiore invece interesse dal punto di vista militare e geopolitico in Veneto è la base Ederle, dove naturalmente il livello di allerta è al massimo. Missili contro le basi USA in Iraq. La risposta iraniana all'uccisione del generale Soleimani non si è fatta attendere. Le guardie della rivoluzione islamica fanno sapere che è iniziata la vendetta, un monito, un presagio di nuovi attacchi ed invitano a ritirare le forze. Intanto sale il livello di guardia attorno alla base americana a Vicenza, che già nei giorni scorsi, dopo l'uccisione del generale, avevano visto partire e di fatto schierare nei territori di guerra alcuni contingenti. Il rischio di un'escalation della tensione è nell'aria, anche se al momento tutto sembra concentrarsi al di là del Mediterraneo, ma la preoccupazione è palpabile. Inevitabile che un po' di tensione ci sia, siamo sicuri che gli americani con le forze dell'ordine italiane stiano lavorando per garantire la massima sicurezza in città e ci sono anche, penso, delle riunioni a brevissimo in queste ore proprio per coordinarsi da questo punto di vista. All'esterno della caserma Ederle tutto sembra continuare come se nulla fosse, mentre si definiscono piani e strategie che porteranno probabilmente alla partenza di altri uomini e alla definizione ancora più stretta della sorveglianza su siti sensibili. Una tensione, quella tra Stati Uniti ed Iran, che apre anche ad un difficile scenario economico per le nostre aziende, con il prezzo del petrolio che schizza le stelle e i mercati in picchiata. Il Medio Oriente è un'area importante anche per l'economia vicentina, bisogna
bisogna sicuramente fare in modo che l'Unione Europea si attivi anche per calmierare la situazione, aiutare e contribuire a calmierare la situazione, anche perché ci sono dei risvolti economici, non solo appunto di sicurezza effettivamente. Anche se il sindaco di Venezia ha assicurato che il MOSE entrerà in funzione da giugno per le emergenze, ci sono molti dubbi di natura tecnica, ne parliamo dopo la pausa. L'entrata in funzione del MOSE a giugno, quindi insomma entro 6 mesi, una manciata di settimane rispetto a quello che è stato finora, fa discutere perché secondo il professore emerito di idraulica dell'Università di Padova, Luigi Dal Paus, ci sono dubbi tecnici non da poco. L'annuncio a suo modo è storico e, come era prevedibile, ha suscitato più di una reazione. Tra 6 mesi il MOSE potrà entrare finalmente in funzione in casi eccezionali per difendere Venezia e la sua laguna dall'acqua alta. Ma la dichiarazione del sindaco Luigi Brugnaro al termine di un vertice in prefettura con tra gli altri il commissario per il MOSE Elisabetta Spitz e i rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova non convince tutti. Mi sembra che ne siano dichiarazioni così... più che dichiarazioni ancorate alla realtà dei fatti, dichiarazioni legate alla speranza del sindaco. Non tanto tempo fa hanno dichiarato che tutto sarebbe finito il 31 dicembre del 2021. Questa accelerazione è un po' strana, ma evidentemente potrebbe anche essere così, forse però è più una speranza che una realtà. Professore emerito di idraulica all'Università di Padova e autore tra l'altro di diverse pubblicazioni sulla laguna, Luigi Dal Paus rappresenta nel suo campo un'indiscussa autorità che segue con attenzione l'evolversi del MOSE. A me sembra che le prove che hanno fatto su queste paratoie, anche l'ultima tanto propagandata ed esaltata proprio dal sindaco Brugnaro, non dicano dal punto di vista ingegneristico niente, perché una chiusura delle barriere in assenza di dislivelli di marea e soprattutto in assenza di moto ondoso, come invece nella realtà si verificherà, è una prova di scarso significato ingegneristico. Secondo Dal Paus, sul MOSE si discute tanto, forse anche troppo, perché dal punto di vista tecnico rimangono diversi i punti da chiarire. Viviamo in un tempo in cui ciascuno di noi ama di più fare il mestiere degli altri che il proprio. Forse un ritorno al proprio mestiere fatto bene sarebbe auspicabile per tutti. In effetti questo vale assolutamente per tutti i campi, noi invece parliamo di inquinamento dove le cose, anche per la situazione nebbiosa in gran parte del Veneto, non sono sicuramente positive. A Padova, ad esempio, dopo 9 giorni di superamento dei limiti, si rischia a questo punto, con i dati sconfortanti del PM10, il semaforo rosso. In questi giorni abbiamo una condizione meteorologica di inversione termica per cui gli inquinanti vengono schiacciati al suolo e la concentrazione delle polveri in aria aumenta. La situazione è abbastanza critica nella città di Padova, Vicenza, Rovigo. Quanti giorni ci sono stati di superamento? Attualmente sono 9, domani saranno, salvo miracoli, saranno 10, per cui scatta l'allarme rosso previsto dall'accordo di bacino padano. Una grande macchia rossa che ricopre più di mezzo Veneto. Soffoca la nostra regione dopo giorni di nebbie e di sole. A Padova giovedì sarà allerta rossa, così come a Vicenza e Rovigo, ma lunedì prossimo la situazione potrebbe addirittura peggiorare. Via allora i blocchi stabiliti in caso di semaforo rosso dall'accordo di bacino padano, con stop ai veicoli commerciali, diesel Euro 4, ulteriori limitazioni sul fronte del riscaldamento e particolare attenzione a quello a biomasse. Eppure dei passi in avanti in questi anni si sono fatti, spiega il direttore generale dell'ARPAV. La buona notizia è che si possono vedere gli effetti nel tempo delle politiche che sono state intraprese per migliorare la qualità dell'aria. Negli ultimi 15 anni c'è un trend di progressiva riduzione delle concentrazioni in aria delle polveri sottili. Obiettivi raggiunti sul fronte delle medie annue, il problema restano gli sforamenti quotidiani. Le ordinanze di contenimento dello smog servono.
Le misure sono necessarie, io mi spingerei anche a dire che anche laddove non ci sono ordinanze che impongono determinate scelte, la coscienza di ognuno di noi ci fa essere consapevoli del fatto che a volte non è necessario prendere l'automobile o che si può tenere un grado o 2 in meno in casa. Al Veneto anche il governo ha assegnato ulteriori fondi nella lotta contro l'inquinamento, circa 8 milioni di euro. Intanto facciamo i conti con i prossimi giorni che si annunciano a tutto smog. Le nostre previsioni, almeno fino alla settimana prossima, sono critiche. Oltre non mi spingo perché le previsioni diventano molto aleatorie. Quindi dal punto di vista pratico, per esempio, sempre per restare a Padova, la mattina di venerdì dalle 8:30 alle 12:30 si dovranno fermare anche i veicoli Euro 4 commerciali, stiamo parlando di diesel naturalmente, per la pratica commerciale è sicuramente un problema. I primi effetti dell'allerta rossa saranno visibili da venerdì sulle strade. Sono circa 3.000, secondo una stima di Confartigianato Padova, i furgoni costretti a rimanere in garage, furgoni tutt'altro che da rottamare. Sono furgoni recenti quelli che si fermeranno? Sì, purtroppo va a colpire anche automezzi e quindi furgoni che hanno meno di 10 anni, hanno 7-8 anni e quindi operativi al massimo. Soprattutto bisogna considerare che i nostri furgoni girando all'interno della città o della piccola o della prima provincia vuol dire che fanno anche pochi chilometri, ma soprattutto bisogna pensare a molti colleghi, a molti miei colleghi che avendo un solo furgone che rappresenta il loro ufficio, la loro azienda e tutto, vuol dire che loro rimangono a casa del tutto, insomma. Dagli artigiani arriva un appello. Che siano solamente i furgoni il problema dell'inquinamento, siamo ovviamente sbigottiti. Ecco perché richiediamo nuovamente al Comune, a tutte le autorità competenti, che non ci sia solo il problema furgoni, ma ci sia il problema inquinamento visto anche a partire dalle caldaie. Su questo quindi facciamo un appello a tutte le autorità affinché non blocchino il nostro lavoro. E il nostro lavoro vuol dire anche i nostri dipendenti. Servono più incentivi per il cambio dei veicoli inquinanti, anche se resta impossibile o quasi per una piccola azienda l'acquisto di un furgone elettrico da 50.000 euro e un'azione sinergica a 360 gradi secondo artigiani e commercianti. Intanto questi sono i dati diffusi in queste ore da Legambiente. 200 le morti premature ogni anno a Padova a causa dell'inquinamento. Va proposto subito il road pricing, ovvero l'applicazione di un ticket ai mezzi più inquinanti che entrano nell'anello delle tangenziali. Assumere del personale in un comune perché un sindaco è impegnato su altre cose istituzionali è perlomeno una novità. Istruttore direttivo amministrativo. Questo è il nuovo arrivato per la segreteria del sindaco Elena Pavan, che continua a crescere arrivando a 5 persone più un paio di consulenti esterni. Una task force mica male in tempi di spending review, che comprendono un responsabile, un addetto alla segreteria, un addetto a stampa, un addetto ai servizi di staff incardinato in particolare al turismo e da oggi anche l'ex sindaco di Pozzolleone, l'avvocato leghista Giada Scuccato, che ha già preso servizio in via Matteotti. Oltre alla consulenza di una società esterna che si occupa di social e di comunicazione di crisi, un altro paio di consulenti che supportano l'attività di staff del sindaco stesso. Alla fine il totale è un gruppo di 7 persone a pieno regime, che per una città di 43.000 persone è una bella squadra. Il nuovo arrivo Giada Scuccato costerà alla città di Bassano 41.000 euro tramite un'agenzia interinale ed è stato motivato da non specificate esigenze temporanee, ma soprattutto perché il sindaco Elena Pavan, si legge, ha un ruolo all'interno del direttivo nazionale dell'ANCI e quindi insomma per garantire l'ordinaria attività di servizio, sempre scritto, bisogna assumere un'altra persona. Proviamo a focalizzarci su questo punto. Il comune di Bassano spende da adesso 41.000 euro in più per assumere un ex sindaco che aiuti il sindaco, perché il sindaco stesso fa o farà parte del consiglio direttivo dell'Associazione Comuni d'Italia. Insomma, questo prestigio per Bassano si fa pagare, mentre non lo si paga ad esempio per Padova o per Venezia. Difficile trovare un caso analogo.
non vengono in mente al momento altri comuni che assumano una persona perché il proprio sindaco deve andare ogni tanto, magari una volta al mese, a una direzione nazionale dell'ANCI. Non è facile trovarne, perlomeno in Veneto, dove di solito non ci si spaventa certo per un dovere in più. Dopo la creatività della direzione dei musei a Chiara Casarin, creatività che per ora si è scontrata contro il muro di dubbi di Vittorio Sgarbi, la creatività ora si applica nelle motivazioni di allargamento dello staff. Ora non resta che attendere nuove assunzioni e collaborazioni per scoprire quali nuove motivazioni potranno essere scovate dalla giunta Pavan. Operazione della Guardia di Finanza di Thiene, 2 persone denunciate e somme ingenti sequestrate per frode al fisco. La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato quasi 2 milioni di euro a scopo preventivo, beni immobili e contanti depositati presso istituti di credito, conti correnti e polizze assicurative. Le indagini erano partite da una verifica fiscale condotta dalle Fiamme Gialle di Thiene nei confronti di una società che aveva avuto sede anche a Bassano del Grappa prima di trasferirsi in altre città, in vari settori, dalla fornitura di manodopera ai servizi di consulenza, dal commercio all'ingrosso di cavi elettrici al facchinaggio. La società avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo pari a circa 4 milioni e mezzo di euro. Gli amministratori, rispettivamente un 38enne di Thiene e un 60enne di Pove del Grappa, sono stati denunciati per dichiarazione infedele, omessa dichiarazione dei redditi e dell'IVA ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Ci fermiamo per una pausa, poi altre notizie dal Veneto. Non ha preso benissimo il fatto che non ci fossero soldi dentro alla tesserina con il reddito di cittadinanza. Insomma, è entrato all'ufficio postale e ha fatto il finimondo. Vetri in frantumi, stand e arredi buttati a terra. Ecco come è ridotto l'ufficio postale di via Zabarella, piove di sacco, dopo la furia di un 40enne marocchino che in pochi minuti ha seminato il panico. Lo straniero ha dato in escandescenza dopo aver scoperto che non gli avevano ancora accreditato la somma del reddito di cittadinanza. L'uomo, senza fissa dimora, è già noto alle forze dell'ordine. Si era recato allo sportello postale per ritirare il sussidio statale. Quando però ha scoperto che i soldi non c'erano, senza attendere le motivazioni, ha iniziato ad inveire contro tutti e si è scagliato con pugni e calci contro vetrate e arredi dell'ufficio, sotto gli occhi atterriti dei dipendenti e dei clienti. Uno di loro è riuscito a riprendere pochi istanti con il cellulare per documentare la devastazione dell'ufficio postale. Le forze dell'ordine, allertate dal direttore della filiale delle poste, hanno bloccato il 40enne che è stato denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Reddito di cittadinanza questo. Invece l'avvertenza Maus si è conclusa con un accordo, stiamo parlando dell'azienda metalmeccanica di Campodarsego, in regione ci sono ancora 9 licenziamenti, però prima erano 14. Dopo un mese ad alta tensione, fumata bianca al tavolo convocato in regione sull'avvertenza Maus. Dopo 5 ore di estenuanti trattative l'accordo è stato raggiunto. Gli esuberi annunciati scendono da 14 a 9. Si tratta di licenziamenti volontari che non riguarderanno il settore produttivo e che saranno sostenuti da un adeguato incentivo all'uscita. Il confronto riprenderà nella giornata di giovedì, quando lavoratori e azienda torneranno a vedersi sulle prospettive della Maus e sulla possibile applicazione di una contrattazione di secondo livello su trasferte, ore viaggio, straordinari. Convocata sempre per giovedì l'assemblea dei lavoratori, ma la strada appare in discesa. Chi resta ancora nel piano della crisi sono i dipendenti della Agrex di Villafranca, che ancora attendono la liquidazione dello stipendio di novembre. Lunedì prossimo, 13 gennaio alle 10, in regione si aprirà il tavolo di crisi. Si è favoleggiato parecchio, come sempre accade in questi casi, sul modello che avrebbe proposto la giovane primo ministro finlandese, 4 giorni lavorativi in tutto nella settimana, poi in realtà si è visto che insomma, c'erano parecchi distinguo, in realtà c'è qualche azienda che anche in Italia lo fa già, una è a Mosnigo di Moriago.
Vera o no, la proposta attribuita alla premier finlandese Sanna Marin di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni da 6 ore ciascuno, idea che da più di qualcuno è stata bollata come inattuabile e insostenibile in Italia, a Mosnigo di Moriago c'è chi la mette in pratica da tempo. È Paolo Bortolini, imprenditore di 67 anni, titolare di un'azienda che dal 77 realizza prodotti in lamiera. Mi sono sentito quasi in dovere di rispondere in questi termini. Noi lo stiamo facendo, lo abbiamo fatto, abbiamo cominciato gradualmente circa 6 anni fa e da 4 anni lavoriamo 4 giorni alla settimana con tutti i dipendenti a part-time, perché la nostra filosofia ritiene che sia ora, ormai da anni, che cominciamo a pensare di lavorare meno e avere più tempo libero e una vita più sana e più tranquilla. Venerdì, sabato e domenica a casa, quindi per i dipendenti poco più di una decina, ma questo non ha influito negativamente sull'utile dell'azienda, anzi. Negli ultimi 8 anni la produttività intesa come fatturato su ora lavorata è raddoppiata. Secondo me è meglio lavorare meno rendendo di più. Un'altra questione è quella della tranquillità della vita, della serenità della persona. Se uno vive per lavorare, ben difficilmente ti rende come se lavorasse per vivere. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di rendere la vita nostra e dei dipendenti un po' più tranquilla, un po' più serena, un po' più degna di essere vissuta, perché non c'è solo il lavoro a questo mondo. Il personale è quasi tutto a part-time, il che non significa stipendi risicati. Abbiamo fatto una scelta di destinare una parte di questo utile aziendale a un incremento delle retribuzioni che sono parecchio superiori a quel che sono i contratti nazionali. Nei periodi in cui il lavoro è tanto, chi può fa qualche ora in più, quando è poco ci si mette tutti d'accordo e si chiude 1-2 settimane o si prolungano le ferie estive, come ad agosto, quando le settimane consecutive sono state 5. Conciliare vita e lavoro diventa così più semplice, anche perché il personale è costituito in gran parte da donne, assunte quando qui la crisi economica ha colpito duro il settore principale, quello dei mobilifici, e più di qualcuna aveva il marito in cassa integrazione. Le donne mi hanno chiesto il lavoro, io gliel'ho dato, sono molto soddisfatto di questo, perché sono molto affidabili, molto precise, molto dedite a quello che fanno, non hanno grilli per la testa. Sono soddisfatto di come lavorano le mie signore. Gli eventi di portata mondiale, parliamo di sport, nelle Alpi bellunesi portano a notevoli cambiamenti e migliorie, si spera, dal punto di vista viabilistico, ma anche dei collegamenti tra le piste sciistiche. Si parte col professor Giovanardi e l'avvocato Lillo, che sono i 2 membri nominati dalla Regione del Veneto. In queste ore arriveranno anche i nominati dalle altre realtà, quindi la Regione Lombardia, Comune di Milano e gli altri esponenti del mondo dello sport, e quindi siamo pronti per la fase operativa, che è quella degli investimenti e delle attività. Zaia Calalasso, anzi gli assi che rappresenteranno il Veneto nel CDA della Fondazione per le Olimpiadi Cortina Milano 2026 sono il professor Andrea Giovanardi e l'avvocato Antonella Lillo, 2 profili tecnici altamente qualificati delegati ad essere figure a tutela dei 4,5 miliardi che il Veneto gestirà per l'organizzazione delle Olimpiadi 2026. La Giunta ha formalizzato la nomina dell'avvocato Antonella Lillo e per la propria parte del professor Andrea Giovanardi, che verrà poi nominato anche dal Comune di Cortina. Si parte dunque pensando alle opere da realizzare. Noi abbiamo in animo di fare il collegamento a Rabba-Cortina, Cortina-Montecivetta e poi il collegamento con la Val Badia. Sono dei collegamenti che vogliamo rendere utili e circuitare con le Olimpiadi, se riusciamo a realizzarli, in maniera tale che si valorizzano tutto il comprensorio delle nostre Dolomiti. E la viabilità? Non abbiamo scoperto l'acqua calda, dice l'assessore regionale Elena De Berti, che risponde così alle preoccupazioni esternate nella conferenza di fine anno dal presidente della provincia di Belluno. Insomma, spiega De Berti, sapevamo da quasi 3 anni che le varianti non sarebbero state pronte per i mondiali. I cantieri che devono essere aperti nel bellunese per i mondiali sono 42 cantieri, 4 sono le varianti, ne rimangono 38. Questi 38 cantieri devono essere, in parte sono già stati realizzati, però devono essere realizzati completamente e finiti. Una cosa che il Presidente ha sempre chiesto e che noi continuiamo a sollecitare ANAS è che per i mondiali non ci devono essere cantieri. Cantieri chiusi e opere concluse, 4 varianti a parte. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.